Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia con la diretta dedicata alle Sibille. Durante questa diretta potete pormi una domanda alla quale risponderò gratuitamente e ovviamente la diretta dura fino alle 21, dunque nell'arco di questa mezz'ora potremo appunto stare un pochino insieme e avrete l'opportunità appunto di pormi una domanda. Buonasera Marietto. Vi ricordo la modalità per porre la domanda. Mi dovrete mettere il vostro nome, la vostra data e una domanda precisa. Mi raccomando, se riuscite a metterlo tutto nello stesso messaggio, così non devo scorrere avanti e indietro la chat, anche perché è un disagio a volte, do dei colpi di mouse e va giù imprevedibilmente. Buonasera Italia. Allora, oltre a potermi fare la domanda usando la chat in diretta, vi ricordo che potete anche telefonarmi al mio numero 347 8702 622 al quale do priorità. Dunque, se arriva una telefonata in diretta, io rispondo con priorità alla domanda, dunque alla telefonata. Altrimenti procediamo come sempre con la chat dal vivo. Bene, allora c'è una novità comunque, perché abbiamo pubblicato un file, un nuovo circuito radionico. Dunque, prima di cominciare questa sera vi parlo velocemente di questo circuito che nasce da alcune riflessioni e da alcuni lavori che abbiamo fatto il Marietto Veneziano ed io, e nasce dalla consapevolezza che molte delle nostre problematiche che poi si possono manifestare anche su un piano di natura fisico, dunque per un'associazione vibratoria con certi disturbi, con certe manifestazioni, a volte appunto manifestiamo dei disturbi fisici che hanno un'origine traumatica, cioè provengono da un trauma magari emozionale, affettivo, emotivo, psicologico e così via. Bene, allora questo circuito molto brevemente, che è gratuito, lo rilasciamo gratuitamente a tutti quelli che vengono a trovarci e è possibile trovarlo sui gruppi Facebook e potrete ovviamente anche voi procurarvene una copia. Ok, ecco qua. Dunque, questo circuito, come vedete, parla proprio di rilascio emozionale. Dunque, come ogni cosa, abbiamo qui la LEF, soprattutto quando si lavora per i nuovi inizi, dunque, e anche per il tornare, diciamo così, a una programmazione originale, a una programmazione della sorgente, ecco che posizioniamo la lettera Aleph. Abbiamo anche il solito stratagemma di questa cornice che circoscrive tutto il circuito e che appunto viene costantemente smagnetizzata, pertanto il circuito non si impregna, può essere riutilizzato anche per altri trattamenti e anche su altre persone, non occorrerà stamparne più di uno. Se plastificato può durare anche parecchio tempo. Dunque, attraverso questo rilascio graduale delle emozioni stagnanti e delle emozioni che generano problematiche anche di natura fisica, abbiamo appunto questo circuito. Lasciatelo lavorare a tempo indeterminato, comunque fino a quando non si manifestano miglioramenti. Ovviamente poi il Marietto e io siamo sempre a disposizione per consulti privati per i quali appunto possiamo lavorare in modo mirato su alcune situazioni. Dunque, torniamo a noi. Prima ancora di rispondere vi dico soltanto più una cosa: alle 9 abbiamo la solita diretta, cioè abbiamo la meditazione che ormai portiamo avanti da un po' insieme al gruppo dei Magici Arcieri Bertoldini, che è il gruppo Telegram che seguiamo il lunedì sera tra le 20:30 e le 21:30 e con i quali appunto intratteniamo
serate a carattere esoterico, dove appunto trasferiamo delle conoscenze oppure comunque dei piccoli insegnamenti. Bene, veniamo a noi. Allora, vediamo le domande. Abbiamo Melissa che chiede se Valentina, 14 aprile 86, verrà ricontattata da Mirko e lui lascerà finalmente l'attuale ragazza. Ok, vediamo un pochettino cosa dicono le sibille. Vi ricordo comunque che abbiamo un appuntamento insieme al Marietto che ho nominato poco fa, domani pomeriggio alle 15:30 e faremo questa diretta. Ripetimi, Marietto, cortesemente su quale canale la facciamo, così diamo un appuntamento preciso ai nostri amici che sono qui con noi questa sera e anche a tutti quelli che passeranno dopo, perché potranno vedere ancora ovviamente questa diretta indifferita. Marietto, su quale? Su Facebook o qui su YouTube? Me lo farai sapere. Allora, vediamo dunque. Vediamo se Mirko rincontatta Valentina e se lascia l'attuale ragazza. Ok, su YouTube, sì, è vero, me lo avevi scritto, ma io sono multitasking in questo momento, dunque magari se facessi una cosa sola sarei al 100% in quella direzione, ho ridotto le abilità mentali, dunque. Intanto accendo la candela di protezione, perché sappiate che quando fate le carte per le altre persone, le carte si fanno veicolo delle energie di quelle persone, dovete tutelarvi. Allora, cara Melissa, veniamo, poche ciance, veniamo a te, e al taglio, vediamo se Mirko ricontatta la tua amica Valentina. Allora, se lo fa un po' ancora di nascosto, comunque è possibile. Allora, diciamo che anche se hanno avuto un contesto molto, molto intimo, molto ravvicinato, nel quale appunto sono stati molto, molto vicini, molto intimi. Vedete, ci sono qua ben 2 carte di intimità e di mezzo comunque c'è una carta non proprio positivissima che va a esaltare la faccenda e la questione, quasi come se ci fossero comunque impunture d'orgoglio, c'è della competizione, dunque non era un qualcosa rassicurante, anche se la ruota del pavone spesso entra in protezione, però appunto c'è un incontro con un'altra ragazza. Devo dirti che al presente non c'è possibilità che lui si faccia sentire di nuovo, vedi che c'è il blocco, poi c'è proprio la rottura, ci sono sentimenti contrastanti, in questo momento ritengo di no e che anche lui l'abbia proprio chiusa la situazione. Però sai, più avanti è possibile che ci sia, vedi, qua c'è fedeltà e vecchia signora, dunque io non so quale delle 2 ragazze fosse quella con cui aveva questo rapporto da tempo, se questa ragazza che ha adesso è una ragazza che ha adesso da poco o se era già presente quando la tua amica e lui si frequentavano. Ad ogni modo penso che sceglierà il rapporto più quello duraturo, quello che ha da tempo. Dunque sì, è possibile, guarda, questo è l'esito, è possibile che lui si faccia sentire, che si intrufoli però di nuovo, non sarà ancora solo, non lo vedo lasciare questa ragazza. Andiamo avanti, vediamo un pochino. Beh, intanto buonasera Tiziana, buonasera all'altra Tiziana, buonasera Francesca, buonasera Antonio. Abbiamo un'altra Francesca. Allora, ripeto di nuovo per tutti, quando mi ponete la domanda ricordatevi di mettermi la data, perché è importante per me
per raccogliere la giusta scia energetica. Dunque, Francesca, scrivimi la data, ti risponderò. Adesso do uno sguardo, vediamo. Tutte mi mettete la data, altrimenti non vi posso rispondere. Vediamo un pochettino. Buonasera Kiwi, Tamara. Allora, Tamara 14 gennaio 74 e Mattia 27 aprile 79. Come evolverà tra di noi? Vediamo intanto, stavo già, devo ancora mescolarle. Mescoliamo e vediamo per Tamara e Mattia. Vediamo Tamara e Mattia. Si direbbe che sia prossimo un cambiamento o un incontro. Allora, devo dire che nel prossimo periodo vedo un crescere positivo della situazione. Allora, partiamo dalla linea del passato, abbiamo un'attesa per questa cosa nuova e che comunque ha portato e porta degli scambi d'amore, ecco, queste sono le comunicazioni con i sentimenti, dove c'è un dichiararsi, ma ci sono delle preoccupazioni, probabilmente voglio collegarle al periodo che stiamo vivendo e al fatto che possibilmente con modalità e su modi e fronti diversi può arrecare delle preoccupazioni. Vediamo comunque che fra molto poco c'è di nuovo l'incontro, lo vedo molto prossimo. Per me è molto incoraggiante vedere carte dove si sbloccano le cose, perché comincio a vedere che le cose si sbloccano nelle stese di molte persone e questo per me vuol dire che andiamo incontro finalmente a un'uscita dal tunnel. Comunque, ad ogni modo, torniamo su di te e su Mattia, vediamo un pochettino che le cose evolveranno positivamente, anche se forse uno dei due, non so chi, perché qui non lo dice in modo aperto, sembra guardarsi ancora un po' indietro, c'è forse ancora l'ombra di qualche passato e gelosia magari anche legata a questo. Ad ogni modo la cosa evolve molto positivamente perché abbiamo qui il consolidamento, il fatto di fare un passo avanti nella relazione, un nuovo step, ok? Confermato anche da questa carta che ci parla di ottima intesa fisica, dunque questa cosa vi dà sicuramente da pensare e vi mette su una certa carreggiata di collaborazione, di decidere forse di fare qualcosa in più, però attenzione, c'è qualche problematica qua, qualche problematica non chiarissima, ma che sembra poter essere causata dall'intromissione di terze persone, ok? Qualcosa che non agisce in modo corretto, agisce alle vostre spalle o comunque cogliendo qualche varco, qualche occasione. Ad ogni modo si chiude con la carta dell'allegria, dunque si scamperà il pericolo, però qualcosa avverrà, qualcosa purtroppo avverrà. Allora, andiamo avanti. Vediamo chi altro ha scritto, abbiamo risposto a Tamara, vediamo Tiziana. Buona Pasqua anche a te Tiziana. Volevo sapere se Francesco 29 settembre 64. Tiziana, ma quante volte mi hai fatto sta domanda? Comincio a conoscere a memoria questa data. Non è che se chiedi ogni volta cambia, eh. Comunque proviamo magari con quest'altra modulazione, con quest'altra domanda, vediamo cosa risponde. Allora, vediamo. Francesco, ti prego, così Tiziana mi fa domande diverse. Allora, vediamo un po'.
come le inquadro un po' meglio queste carte qui? Di qua. Ah, ecco. Ok, benissimo. Allora abbiamo mercante e ladro. Non è molto chiaro nel suo manifestarsi. Capisco la tua difficoltà a interpretare i segnali. Allora, vedi che qui parte già con spiegando che un rapporto interrotto, cioè non è chiaramente un rapporto che va, è una chiusura, qualcosa che si è concluso, ok? La fine di un rapporto, che però devo dire che ha avuto un risvolto fortunato, cioè nonostante tutto non è stata la fine di un rapporto che poi ha avuto degli strascichi particolarmente negativi, anzi si direbbe che abbia portato una ventata di novità e qualcosa che può avvicinarsi a una riuscita con un po' di buona volontà e pazienza, però qui è chiaro che ci sono delle opposizioni o causate da atteggiamenti, comportamenti oppure proprio dei sentimenti particolarmente intensi che non lasciano molta serenità. Al presente c'è la possibilità, vedi, di un flirt o la nascita di un corteggiamento, ok? Sebbene nasca, vedi, con qualche perplessità, con qualche preoccupazione o magari da presupposti non allegrissimi, però la cosa cresce, ops, la cosa cresce e porta, diciamo, qualcosa di più di un'amicizia. Questo è chiaramente il segno che non è semplicemente un'amicizia, ok? Però devi avere pazienza e lasciare che la cosa cresca serenamente, senza spingerla in nessuna maniera, avendo pazienza e ridendo, scherzando, ok? È come se doveste scegliere fra più opzioni, però questa carta qua fa capire che la scelta dovrebbe ricadere comunque su di te. Allora, eh, però lui cogliendo un'occasione si allontanerà. Vedo che c'è poi di nuovo un allontanarsi, non so quale possa essere il tipo di occasione o quale sia la cosa che userà, ok? Però si allontanerà un pochino, dunque abbiamo un avvicinarsi e un allontanarsi, ma alla fine qualcosa deve avvenire perché c'è questa ruota di pavone col dottore e il militare. Io ritengo che comunque con un atto di forza e comunque con una certa determinazione, con un'imposizione, insomma, riuscirai ad ottenere delle risposte, solo che non è detto che ti facciano tanto piacere queste risposte, perché lui comunque sarà presente e ti sarà vicino, però vedi, c'è qualcosa ancora col suo passato, anche qua. Mm. Comunque ti devo dire che secondo me un sentimento nei tuoi confronti ce l'ha, non è che proprio niente niente, qualcosa ce l'ha. Allora, scudo energo, ho bisogno di nome, data e una domanda chiara. Nome, data, domanda chiara. Se mi soddisfate questi tre requisiti vi rispondo nome, data, domanda chiara. Tra i progetti tre ditte, però mi manca il tuo nome. Interessati? Almeno il tuo nome. Ciao Giovanni, ciao Lucy, Anna Maria, che ho dato un bel colpo di mouse che è andata via, eccola qua. Anna Maria, buonasera, vorrei sapere se mia figlia Stefania, 24 maggio 81, riuscirà ad avere un buon risultato nella sua azienda. Vediamo. Vediamo. Allora, vediamo per Stefania. Allora, poi c'è la data di Francesca, dunque risponderò a Francesca, ma intanto vediamo Anna Maria per Stefania, la figlia. Vediamo se riuscirà ad avere un buon risultato nella sua azienda. Beh, notizie dal lavoro, sembrerebbe.
incoraggiante. Se proprio deve uscire questa cartaccia, poverina, scusami, ma non sei mai tanto la benvenuta nelle stese, è bene che esca nel passato, almeno così ce la siamo già tolta. E dunque per quanto riguarda l'azienda o comunque il suo lavoro nel passato, devo dire che è stata molto contrastata questa ragazza, probabilmente avrà avuto qualche collega non particolarmente favorevole nei suoi confronti, che le deve aver creato non pochi problemi, non pochi ostacoli. Comunque, al presente ci sono degli accordi e delle cose da prendere, ci sono non so se delle trattative, comunque dei colloqui, delle cose da fare che danno dei pensieri anche di come cogliere opportunisticamente qualche buona occasione, però per ora sembrerebbe che ci sia qualche ritardo, ok? Beh, come non capirlo, però qualche ritardo, qualche rallentamento non significa però no, significa solo che bisognerà aspettare che si formino le circostanze più opportune, ok? In questo momento, proprio nel presente e nei prossimissimi giorni non sarà così, ma attenzione, nel prossimo periodo, dunque diciamo nell'arco delle prossime 2 settimane, un mese, io vedo qua la situazione cambiare, e vale a dire che vedo l'opportunità di incontrarsi o comunque di stringere un accordo, di conoscere o di avere a che fare comunque con una personalità di un certo tipo, molto, molto valida, molto capace, ma anche benestante, che potrà sostenerla, supportarla, ok? E effettivamente comincerà a raccogliere qualcosa, ok? C'è la consolante sorpresa, deve solo non, come dire, questa è una carta o che ha a che fare con l'estero e dunque con luoghi lontani e con una forma di rinascita, oppure è un avviso a non essere, a non trascurare niente, anche perché subito dietro abbiamo questa, l'omaggio di preziosi, dunque attenzione a non prendere alla leggera delle cose, non trascurare dei dettagli che possono poi essere causa di problematiche, ok? Dunque è bene che tua figlia faccia molta attenzione a tutti i dettagli e non dia nulla per scontato, ok? Che colga tutte le occasioni. E sicuramente qualche cosa va a raccogliere, però mm, qua dovremmo vederle poi più avanti, però c'è poi un fermo, un pochino, qualcosa che si blocca, forse proprio a causa di qualche errore. Per questo ho insistito molto sul dille di fare attenzione ai dettagli. Allora, abbiamo visto che Francesca ha messo la data 17 agosto 78, vediamo velocemente, torno indietro sulla sua domanda, perché ecco, come andrà l'amore dopo la quarantena? Bella domanda, speriamo bene. Allora, vediamo Francesca. Sei in pena tu per un uomo? Mm? Ti manca qualcuno? Ma allora, Francesca, devo dire che tu sei stata molto corteggiata e molto amata da una persona, un qualcuno che mi compare qui, che aveva sempre il pensiero, comunque che si faceva sentire molto, era molto, come dire, molto lanciato. Al presente io ritengo che qualcuno già ci sia, intorno a te, magari non è nella modalità che piacerebbe a te o comunque
ha un atteggiamento un po' paternalistico, forse si prende cura di te, in un modo che, magari per te non è proprio il massimo. Però vedi che c'è, ehm, la carta del gatto e la donna maritata, dunque potrebbe esserci qualche, attrazione o qualche interesse da parte di qualcuno che però è già impegnato. Dunque, mhmm, diciamo che, mh, meglio per te non perderci tempo, perché sarebbe soltanto un qualcosa così, tanto per. È più avanti che vedo che vai invece a raccogliere qualcosa, okay, ci sarà forse più avanti nel tempo, in prossimo mese, un paio di mesi, comincerai ad avere qualche soddisfazione, dal punto di vista sentimentale. Come vedi infatti anche l'esito ribadisce che, appunto c'è una riuscita, okay, magari parte da un qualcosa senza grande importanza, no, che però ti porta, allegria e anche un sentimento, mhmm, più più stabile di quello che potessi sperare all'inizio. Solo che poi qua ci sarà qualche ostacolo e bisognerebbe vedere poi più avanti di cosa si tratta. Mh. Allora, vediamo un po'. Ah, Sara, ciao, ciao Marina, ehm, Eve. Bene, allora scusate, ma praticamente visto che mancano 2 minuti alla meditazione di gruppo, temo di non riuscire a fare in tempo a rispondere a una domanda, per intero. Dunque, ehm, facciamo che, intanto spiego a chi, non dovesse ancora conoscere la procedura per fare la meditazione sul muro di fuoco, spiego un pochino come si esegue. Ovviamente parte da una croce cabalistica, dunque, ci rivolgiamo ai 4 angoli formando il pentalfa, per angoli intendo ai 4 punti cardinali a partire dal punto est e, disegniamo il pentalfa con le mani, con la mano destra in questa posizione. Se avete una bacchetta perché magari, siete maghi in erba o delle streghe o quello che è, usate la bacchetta, altrimenti usate le dita, in questo modo andrà benissimo. Disegniamo il pentalfa e pronunciamo a est Yod He Vau He, a sud Adonai, a ovest Eheie e a nord Agla. In questo modo creiamo veramente, intanto c'è un senso anche a tutti questi nomi legati alle direzioni, ma è troppo lungo da spiegare, vi rimando al mio video, il tetragrammaton per la difesa occulta, dunque potete cercarlo, è uno dei primi video che ho pubblicato sul mio canale. Fatto questa parte dove ad ogni angolo noi diciamo appunto il nome disegnando il pentalfa e immaginiamo che a terra si disegni un cerchio di fuoco che ci segue mentre ci giriamo su noi stessi in senso orario. Alla fine di questa cosa, cioè dopo aver pronunciato e tracciato il pentalfa anche a nord, ci riportiamo a est, chiudiamo il cerchio, immaginiamo di estenderlo e inglobare tutta l'Italia. Per chi lo vorrà, per inviare anche energie di guarigione, agganciandoci alla tradizione esoterica cabalistica, dunque chiamiamo Raphael, che è l'intelligenza divina, l'aspetto divino connesso alla guarigione, perché Raphael, traslitterato dall'ebraico, comunque tradotto, significa Dio che cura, Dio che guarisce, dunque possiamo invocare questa presenza, comunque questa forza divina proprio sull'Italia, così da dare una mano alla situazione. Fatto questo, stiamo in meditazione 5 minuti. Vedo che già il tempo si è fatto, si sono fatte le 9, dunque io faccio partire il timer, così via. Facciamo questi 5 minuti insieme. Yod He Vau He.
Adonai, Hey, hey, yeah. Agla, anche per questa sera abbiamo fatto.
il nostro bravo muro di fuoco. Vi spiego anche un'altra cosina: potete farlo anche con l'aiuto del vostro pendolo, il vostro pendolino. Semplicemente chiederete, ponendovi magari una mano sul petto, questa cosa può aiutare a creare un collegamento o a sentirlo più profondamente, e chiedete di entrare in contatto con le vostre guide. Sappiate che siccome sono sempre con voi, il contatto si crea istantaneamente, nell'immediato, appena voi esprimete la volontà di entrare in contatto. Come vedete, il pendolino comunque inizia spontaneamente una rotazione in senso orario, e quando oscilla, come in questo momento che ha finito di ruotare, vuol dire che ha fatto il lavoro, dunque la connessione è pronta. A questo punto potete chiedere di rimuovere, e mentre direte rimuovere, anche senza dare voi un movimento, il pendolino comincerà ad andare in senso antiorario. Dunque chiedete di rimuovere tutte le forze occulte e di desintonizzarle, neutralizzarle, cioè renderle neutre, tutti gli attacchi occulti o comunque tutte le energie negative che influiscono appunto negativamente sull'Italia. E vedete che fa spontaneamente l'antiorario. Adesso ha completato e si chiede di trasformare queste energie, queste vibrazioni rese neutre, in una difesa e di contribuire al rafforzamento del muro di fuoco che è costituito intorno ai confini italiani. Come vedete va in orario. Allora, voi potete o dare voi il movimento, tanto non importa che lo diate a elica, che lo diate piano, comunque quando il pendolino avrà finito il suo lavoro semplicemente o oscillerà o si fermerà. È più facile che vada poi ad oscillare, dunque comunque farà esattamente quello che deve, o che lo spingiate o che non lo spingiate, farà quello che deve fare e fino a quando dovrà farlo, dunque non cambierà, ok? Non ci focalizziamo su come lo facciamo andare, l'importante è il risultato. Se avete dubbi sulla rotazione, affidatevi alla spontaneità del pendolino, perché nel momento in cui voi darete il comando, semplicemente farà il movimento che deve fare, le guide sanno quello che devono fare. Ricordatevi che il lavoro non lo facciamo noi di qua, lo fanno loro di là. Ok, detto questo, io ho soltanto più una cosina da dire prima di salutarvi. No, erano di qua, questi capelli elettrizzati. Allora, abbiamo appunto, vi rinnovo gli inviti e vi ricordo quali sono gli appuntamenti della settimana. Abbiamo domani la diretta su YouTube, sul canale del Marietto Veneziano, nel pomeriggio però alle 15:30. Dunque, se non sono riuscita a rispondervi questa sera, potete tranquillamente tornare domani sul canale YouTube del Marietto Veneziano, saremo in due a darvi la risposta, prima col pendolino e poi con una rapida stesa. Vi ricordo anche che se avete il piacere di un consulto privato mi potete contattare al 347 8702 622, un consulto con me dura un'ora e ha un costo di 20 euro. Vi ricordo che sul canale privato io ricevo solo per consulti, non mi fate domandine là perché è tempo che io sottraggo a persone che valorizzano il mio tempo e il mio intervento. Dunque io sono sempre a disposizione, avete più possibilità di pormi una domanda gratuita, ma ricordatevi che sul canale privato io lavoro, ho partita IVA e sono una professionista. Ok? Detto questo, vi auguro un buonissimo proseguimento
e ci ritroviamo allora domani pomeriggio sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Saluto velocemente tutti quanti, Maria, Melissa, André Libordo. Buonasera. Saluto ancora Francesca, Francia, Tamara, Angi, Angela, Maurizio Antonio, Mari Maulu, ancora Maria Grazia, Zameina, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, grazie tantissimo per la compagnia che ci siamo tenuti, ci vediamo allora domani pomeriggio. Buon proseguimento e a presto dalla vostra Hildegarda.